Presidente, oggi una festa dedicata agli apicoltori, ma anche un incontro per fare un resoconto di quello che è il lavoro di un anno in Veneto. Ci può dare qualche numero del settore? Certamente, noi rappresentiamo, io ho l'onore di rappresentare questa grande squadra, 1420 apicoltori con 28.000 alveari. In Veneto abbiamo 100.000 alveari, 10.000 apicoltori e una produzione stimata in 1.000 tonnellate di miele. Allora, per numero di apicoltori è la prima regione d'Italia, quindi questo è importante perché significa che il territorio è coperto dall'azione che tutti conosciamo. Inutile star qui ad elencare, a ricordare l'azione che può avere l'Ape nel territorio, per l'ambiente, per l'agricoltura, per noi stessi. Quindi il fatto che ci sia il maggior numero di apicoltori in questa regione significa che tutta la regione è coperta dall'azione di quello che è il più importante fra i pronubi in natura. Quali sono le criticità del settore che avete, tra virgolette, urgenza di risolvere o comunque di migliorare? Dunque, allora quest'anno è andata abbastanza bene rispetto agli ultimi 3-4 anni. Il nostro problema è l'impegno costante in controllo di parassiti che provengono da altri paesi e che magari 30 anni fa non c'erano nel nostro territorio. Poi non vorrei essere polemico, però noi abbiamo un grande problema con la burocrazia, ma dobbiamo capire che se andiamo avanti così affossiamo il settore. Siamo sommersi da burocrazia che a volte risulta proprio superflua oltre che inutile. Qual è l'auspicio, comunque l'augurio che lei da Presidente fa agli apicoltori del Veneto e in generale a tutto il settore? Bene, allora noi che ci aiutino nell'azione che stiamo portando avanti da diversi anni, da decenni, l'azione di informazione nelle scuole, perché dai bimbi e dai ragazzi, dai giovani, si inizia a promuovere il rispetto per l'ambiente e per la natura. Noi organizziamo poi più di 365 incontri all'anno di informazione e formazione per l'apicoltore e per il consumatore. Grazie, non è il Presidente che ha l'onore di rappresentare questa squadra, però grazie ad una competente squadra di 40 tecnici e collaboratori che svolgono l'attività in tutta la regione Veneto.